Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Da Saburo 24. Vai, Ciao, Sab ragazzi. ladro. Grande Sab. Ecco il Marco. Ti sto passando sopra, Marco. Ti Non so se vedo. mi vedi. No, per questa strada. Oh madonna. Ma che cazzo di... Oh, ma che cazzo di pista è questa? Hai visto? L'ha fatta tutta, fatela tutta. Oddio, oddio. Guarda che figo. Oddio. L'ho detto io. Grandissima. È bellissima, eh. Ora vedo, Bella guarda, sta vedo già anche l'altra Comunque che pista. gradi. E la Madonna, veramente. Qua, è qua. Sì, beh, siamo là, È vero, Eh. è vicinissima. Hai ragione, è vicinissima. Vabbè, ma adesso cazzeggiamo un po', Sab, dai. Adesso io voglio beccare il Sì, Sab. sì. Posso un attimo approfittarmene allora, Marco? Va. Me la sono dimenticato io. Che credi? Anche voi, è vero. No, niente, volevo soltanto dire che tipo accetto tutti su Facebook, perché visto che qualcuno pensava, magari mi chiede il permesso, no? Prima di inviarmi la richiesta, invece no, su Facebook potete inviarla, accetto tutti, tranquilli. Soprattutto le Uomini, fighe. bambini, ragazze, brutti, belli, tutti. Però se Idioti assomiglia a come me, Natalie accetto Portman, Ma quello sinceramente non è che mi interessa, però. Guarda Comunque, lui con quell'aereo lì già sta a 10 km. io sono già arrivato, io sono in Norvegia. Sì, ma infatti mi hai dato 1 chilometro, mi hai dato. Io c'ho ancora la 500 volante. Cioè faccio prima quella scopa di amnesia. Guarda che graficone però ragazzi, cioè veramente, cioè sì, il giocone è vero che tanti hanno detto non è simulativo come l'altro, ok, però ragazzi ci dobbiamo anche divertire, cioè alla fine è un gioco, non può essere uno stress, cioè ragazzi divertiamoci, Sì, chi se ne frega. Sì, Cioè, ma infatti poi comunque bisogna anche capire che il gioco avrà tutti i continenti quasi, quindi è normale che la grafica sia così. Basta pensare a GTA 4 dove abbiamo una città enorme, però la grafica purtroppo è quella che è, quindi ma sì, ma bisogna poi compensare. ti dico, cioè alla fine è il compromesso giusto questo, così tutti si divertono e basta, cioè non ha senso fare una roba troppo difficile, è Sì, giusto anche dare la possibilità a chi magari non ha tanta esperienza di giocare a sti giochi. Io comunque mi atterro dall'altra parte, Esatto. Sab, faccio il giro così cazzeggio un po'. Ah, sì. Ok. Magari decidiamo le corsie. Io prendo quella destra, quindi la tua sinistra. Ok, va bene. Quindi tu prendi la tua destra, che sarebbe la mia sinistra. Va, sì, ma tanto ti becco lo stesso, Sab, il mio obiettivo è colpirti, quindi. Ah, ok, bella allora. Comunque, Non so se hai visto il mio video dove Ghost mi viene addosso. sì, epico. Comunque ragazzi, adesso io appena arrivo a 1000 iscritti, ci sarà il primo vlog e sarà una sorpresa di una frase che ho coniato e che il Sab sa. Diamo un'anticipazione, Sab, oppure lasciamo la sorpresa? Cosa dici? Ah, non lo so, vedi un po' te. Le sorprese sono belle, sinceramente. Beh, Però si- se vuoi dirla, cioè, anticipa. Non Allora, so, io posso vedi dire te. solo che il vlog intanto andrà a trattare magari come si dice, ci saranno dei ringraziamenti per Sab, per la piadina che in un modo o nell'altro cioè, mi hanno dato una mano sempre, ormai siamo diventati più di semplici amici sul canale o così, ormai insomma abbiamo anche già in mente di fare vacanze insieme, roba, quindi abbiamo costruito veramente un bel rapporto e quindi questa è la cosa più importante e fondamentale. E poi, ecco, come primo argomento voglio trattare, insomma, i bimbi minchia di Shogun. Cioè quelli che camperano, che stanno Lì. tipo 10 ore Esatto. su un monte, che stanno sul bosco, che usano spam di cavalleria, tutta questa gente qua. E io ho coniato per loro una frase. Io non so, io sono un po' tentato. Io sono un po' tentato. Epica. Direi una frase epica. Comunque io sono atterrato. Io adesso arrivo. Ho fatto un atterraggio molto morbido. Posso però, dire che la frase è no qualcosa, no qualcosa, only qualcos'altro. Bellissimo. Eh sì, dai, sarà il titolo del video.
Marco, sei a 4 km dalla pista, non Sì, so lo dove so, puoi lo so. andare, Sì, vabbè. tranquillo. Comunque ti sto aspettando, mi raccomando, la tua destra, Sì, sì, prendi. sì, guarda, la Questa prima sulla cosa che faccio è colpirti, Sab, quindi hai poco da... merda. Vabbè, io scendo dall'aereo, ti foto. Ok. Ti voglio schiantare te. Mi sono allontanato 20 km. Lo sai che c'è qualcuno che mi ha chiesto, ma che succede se te ne vai in giro a piedi? Beh, io... Niente, che ci metti di più. A parte quello. Cioè, non, Grande! cioè, Oddio! non c'è nient'altro da dire. Oddio! Allora se no me lo Guarda lui che becco. figo, che atterraggia con la sua, col suo aereo tipo fatto a di carta. Lo sai che noi non vediamo Sì, perché non ha il contenuto. Esatto. Quindi vediamo tipo una forma extraterrestre che sta volando. No, ciao, Sab è mio. Eccolo là, Sab, ci sono velocissimo. Ma io sto fuori dall'aereo, me la puoi prendere l'aereo, tanto me l'ha comprata Papino. Ragazzi, sono velocissimo. Manovre comendiane, ragazzi. Eccolo qua, io voglio Sab. Io voglio Sab. Noble assassino 88. Scusate per sì, sto facendo un po' vomitare il pubblico, però il compito è uno solo. Vabbè. Attenzione, vediamo. Io me la godo da fuori, naturalmente, perché non voglio nessun incidente. Eccolo. No, cazzo, non rallentare, non rallentare. Eccolo. Rallenta. Eccolo, ha tentato. Sta andando. No, ti voglio colpire. Cazzo di cacca, guarda lì. Sta andando a 50.000 km/h. Oh, Sab! Ah! Mi è mancato. Si è girato. Che capo. No, un po' ti ho preso, dai, un po' ti ho preso. Io un pochino, dai, mi hai graffiato la carena. Schiantato. Io approfitto e me ne scappo. Dai, adesso faccio un attimo anche la... Che adesso tanti amici qua mi hanno aggiunto su Windows Live per giocare a Flight Simulator. Allora ragazzi, adesso quando mi mettete un commentino magari sotto il video e decidiamo un giorno, praticamente ci concordiamo un giorno e giochiamo tutti insieme, ci facciamo un super video in 16, più giocatori siamo meglio è. Quindi ragazzi, adesso ci concordiamo insieme un giorno, una sera, e ci facciamo un paio di video così, perché ci tengo, visto che insomma siete voi alla fine l'anima del canale, perché senza di voi il canale, cioè, non lo dico per niente, non lo dico per essere ruffiano o cosa, ma alla fine è vero, senza iscritti il canale non ha vita. E quindi raga, cioè, quando volete lo facciamo, quindi adesso ci mettiamo d'accordo con i commenti e ci segnaliamo un giorno da giocare. E andiamo, secondo me ce la facciamo anche in 16. Devi tornare indietro, sennò il video durerà tanto. Devi lo so. tornare indietro e sei già 1 chilometro. Comunque, che nabbo. Vuoi dire qualcosa a chi ti mette il pollice in giù? Ma guarda, cioè, sinceramente, dico, alla fine ci può anche stare. Quello che magari, ecco, ragazzi, mettetemi in descrizione il perché. Io così posso migliorare, ragazzi, cioè... Non c'è nessun problema, voi mettete la descrizione, guarda, ho messo pollice in giù perché sei un coglione. Benissimo. Che buono che Marco lo sa benissimo che non c'è una spiegazione, che è soltanto un pirlone. Cioè, vabbè, ma ti dico, per carità, alla fine... non lo so, boh, magari c'è anche un motivo, Però guarda, basta che me lo mettono sul canale e a posto. Cioè, così posso migliorarmi, fare video sempre migliori, che tanto si può sempre migliorare. Ma stando velocissimo, cazzo. Niente, oggi proprio sono in fase cazzina. Vai rallenti? Sì, sto rallentando. Ma che ti vengo dietro. Dai, 100. Dai ragazzi. Posso anche andare, dai. Dai che ce la vai. Eccoci qua. Fatta? Sì, se la pista non... Sì, dai. Sì. Se la pista non finisce. Ecco, bravo. Arrivati. Queste cazzo di isole sono gigantesche. Arrivati, cioè, guarda un attimo il panorama lì, la montagna. Ci metteremo tipo un'ora ad arrivare lì su quella montagna. Vabbè, anche qualcosina in più. Anche qualcosina in più, sinceramente. Ci sto passando di fianco, puoi anche terminare il video volendo. Guarda! Vai! Grande Sab. Che nome che ho su qua, Oh, Sonny the King, fio. Il Sab ladro è Sonny the King. Io ho tipo 20.000 richieste. Tipo sto cercando di sgommare sull'aeroporto. Sì, va il Sab alla Medi. Aspetta un attimo. Sì. Buono raga, dai. Qualcos'altro? Beh no, diciamo per adesso basta, sarà veramente il video di 2000 ore. Esatto. Ragazzi, adesso domani
vado a registrare o col sub o col Piada o solo col sub o con tutti e due il nuovo capitolo del Giro del Mondo, perché purtroppo ho media di problemi, adesso non so come fare, però comunque o il Piada o il sub o tutti e due ci sono, quindi alla fine il divertimento è assicurato e soprattutto il cazzeggio è assicurato. Raga, alla prossima, ciao! Io direi più il cazzeggio, però. Ciao ciao! Ciao raga, ecco. Ciao ragazzi, alla prossima. Viva la Piada.